Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Giovedì 18 giugno andiamo a vedere come hanno performato le principali borse europee poco mosse con Londra in rosso, borse che beneficiano dell'ottimismo sul fronte geopolitico e anche della politica statunitense. Ieri sera infatti è iniziata ufficialmente l'era Walsh alla guida della Fed ed è iniziata con una scossa, ovvero con la decisione di lasciare i tassi invariati. Prevale la cautela anche sull'euro-dollaro che chiude in leggero calo, aumento di poco per quanto riguarda lo spread che si porta a 72 punti base con un lieve rialzo di 2 punti percentuali. Per quanto riguarda i titoli migliori di Piazza Affari troviamo STM, Prysmian e Unicredit, invece in calo perdono Saipem, Tenaris e Stellantis. Grazie per essere stati con noi e alla prossima. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con